Buongiorno ai telespettatori. Oggi direi che il titolo è Salviamo i fossi e lo dimostreremo perché questo titolo. E in pratica siamo qui in via Altinia, alle porte di Favaro, avendo alle spalle Dese, e vorremmo dimostrare come praticamente la gestione dei fossi in soli 70 metri possa essere diversa e vorremmo dimostrarlo il perché. Questo per poter anche documentare cosa possa essere la gestione dei fossi nel nostro territorio. Ecco, partiamo indicando un fosso che quasi non esiste più. Ecco, facciamo proprio questo esempio, naturalmente. Sì. Poi ci scusiamo con i telespettatori se c'è il rumore delle macchine, ma d'altronde siamo lungo la statale ed è comprensibile che ci siano i rumori dovuti alla macchina, al passo di macchina. Comunque, ecco, tu spiegaci pure e noi vediamo di zoomare il tutto. Prego Fabrizio. Diciamo che i fossi, partiamo dal presupposto che i fossi sono di tutti perché servono comunque al deflusso delle acque, anche se praticamente hanno una loro proprietà. Ci sono fossi regionali, comunali, provinciali e privati. Ecco. Volevo anticipare che lo Stato chiama obbligati i proprietari dei fossi. È come dire il contribuente è colui che deve contribuire alle tasse, gli obbligati sono i proprietari dei fossi e noi vorremmo qui dimostrare come in soli 70 metri lo stesso fosso sia trattato in 4 maniere diverse senza voler accentuare di chi è la proprietà o chi è l'obbligato in questo caso, ma sappiamo che in questi periodi, in questi tempi, la cura all'aspetto idraulico è importantissima e non vorremmo perdere più nessun fosso perché è vitale per noi per non andare sotto acqua. Dimostriamo questo fosso. Qui siamo in via Altinia e vediamo che in questo momento e in questo tratto il fosso è quasi sparito. Ci spostiamo di qua e vediamo meglio. Ecco, vediamo qui. Questo, come si può vedere, ecco, prova a mostrare. Questo è un fosso che praticamente non esiste più. È stato trascurato al massimo e non ha neanche più lo scopo di essere chiamato fosso. Ecco, perché mentre se vai alle spalle vedi ancora, alle spalle vediamo ancora una parvenza di come già trascurato, ma almeno si può notare che il fosso, va bene, esiste, anche se è insufficiente a quello che può essere la sua importanza. Se poi andiamo di qua della strada ritroviamo, diciamo, il fosso originario che ha l'aspetto anche che doveva avere e l'importanza, ecco, vediamolo, si può notare la profondità, si può notare che bene o male può essere sufficientemente anche accettabile. Qui l'obbligato, il proprietario, chi che sia, non vogliamo, in questo caso non vogliamo sottolineare o rendere la nostra documentazione un qualcosa di accusa, ma vogliamo creare cultura, anche perché in effetti i proprietari, che siano del comune, provincia o privati, va bene, si sono comportati tutti nella stessa maniera, cioè tutto hanno fatto fuorché essere obbligati o sentirsi obbligati a rispetto dei fossati. Certi sono riusciti e l'hanno fatto abbastanza bene, come vediamo da questa parte, va bene, probabilmente sarà lo stesso proprietario, forse è la provincia, non so, non voglio stare a mettere il dito su questo discorso qua, voglio solo sensibilizzare e portare e documentare l'importanza che hanno i fossi e saranno gli unici a poter salvare o salvarci dai prossimi allagamenti, perché qui di obbligati siamo stati solo noi allagati ad andare sotto acqua senza avere
senza sapere il perché, tra virgolette, ecco. Vediamo questo fosso. Questo è un fosso che dimostra comunque che è stato rispettato quanto basta. E qui si vede come eravamo dal lato opposto, vediamo qui attraversata la strada come il fossato dalla parte, va bene, diciamo nord, come si trova in un completo stato di abbandono, non ha neanche più il senso originario di fossato. Ecco, qui praticamente, Fabrizio, la stiamo lasciando Favaro Veneto. Sì, esattamente. Qui siamo direzione Dese Marcon. Esatto. Via Altinia. Ecco, qui siamo all'altezza della Bazzara ed ecco che inizia via Altinia e praticamente rinizia la campagna tra Favaro e Dese. Ecco, vediamo i fossati, quello che abbiamo ripreso prima. Esatto, vediamo i fossati più o meno virtuosi, più o meno in abbandono. Ecco, e questo tratto che stiamo percorrendo sarà comunque entro il 2014 verrà fatta la nuova pista ciclabile che porterà sicuramente più sicurezza, perché vediamo la strada abbastanza stretta, ma soprattutto noi speriamo, oltre che sicurezza della strada, ecco, porti anche una nuova sicurezza idraulica per mitigare il rischio idraulico nella nostra zona, e staremo anche qui attenti perché vorremmo che fosse fatto un lavoro simile a quello che è stato fatto in via con la nuova Valenari. La strada ha creato nuovi fossati ai lati profondi e capienti, e inoltre è stata creata una pista ciclabile. Pertanto speriamo nella sensibilità, e comunque faremo partecipazione, perché come vedi qui in questo tratto i fossi in ogni caso sono profondi, sono abbastanza curati, e vorremmo non perdere praticamente sicurezza idraulica. Ecco, Fabrizio Zabeo, sembra che siamo praticamente in montagna, in un torrente di montagna, anche perché si notano le montagne tutte innevate, sembrano che siano qui a due passi, invece siamo a sud di Favaro Veneto, o meglio tra Dese e Favaro. Quanta acqua che ci sono su questi torrenti! Dicevo appunto, non a caso sembra che siamo in montagna perché ci sono questi torrenti che sembrano torrenti di montagna. Voglio dire, quanto importante è un fossato, perché abbiamo visto quanta acqua che può immagazzinare e quindi tenere all'asciutto poi le zone, i quartieri, le case. Ecco, qui abbiamo la dimostrazione. Ieri è piovuto tutto il giorno in maniera abbastanza continua e oggi vediamo ancora quanto acqua sta scendendo, praticamente diciamo scendendo, ma in realtà dal bacino scolante, cioè di qua passa, va bene, tutta quell'acqua che ieri è piovuta, e ci rendiamo conto che di queste vie principali di acqua, di questi canali, ne sono rimasti pochi. Se non ci mettiamo, va bene, in testa che quei pochi fossati che rimangono dobbiamo salvarli perché saranno necessari, va bene, a poter condividere con queste vie, va bene, tutta quest'acqua. Qui abbiamo la dimostrazione di quanta acqua passa per il nostro territorio.
Allora, quello che noi diciamo, qui siamo ad Dese in questo momento, siamo nei pressi del cimitero di Dese e vediamo che quest'acqua, oltre a avere solo esclusivamente questa via di sfogo, se continuiamo a eliminare tutti quei fossati che fanno rete assieme e vanno in aiuto a queste fosse, chiamiamole canaloni, canali, fosse va benissimo, ecco, noi andremo sotto ancora. Allora, da ricostruire. Infatti vediamo quanta acqua che sta arrivando. Allora noi dobbiamo ricostruire la cultura della diciamo idraulica del nostro territorio. Non possiamo far finta che non ci sia questo problema, va bene? L'unica cosa che possiamo in questi tempi fare è salvare quei pochi fossati che rimangono, anzi incrementare la loro portata e collegarli gli uni agli altri in modo che facciano una rete solidale in aiuto a queste quantità. Vediamo con il sole, vediamo il giorno dopo quanta ne passa. Noi non eravamo qui questa notte, ma sicuramente la fossa era in crisi, lo si vede, lo puoi vedere anche dalla riga che si vede là. Possiamo filmarla così ci credono sulla parola e anche sulla visione. È arrivata lì, vuol dire 4 volte di più come quantità di passaggio di acqua. Abbiamo troppe poche vie ancora di sfogo e per questo noi continuiamo a ripetere: dobbiamo salvare i fossi, quelli rimasti, e usarli in maniera più capillare. Pertanto i proprietari, che sia comune, che sia provincia, che sia regione, ma i privati, dovranno sensibilizzarsi e ritornare a quella cultura di 40-50 anni fa, dove la manutenzione ai fossi è un obbligo. Qui abbiamo un esempio di un fosso che è chiuso, praticamente accecato. Sì, qui siamo in via Cacolombara, ecco, come al solito non stiamo a vedere, ma l'importanza dei fossi la sappiamo quant'è. E qui vediamo un fosso che è pieno e che comunque è scollegato da tutta la rete e non avrà mai la possibilità di fungere allo scopo che lui è nato, cioè di rilasciare l'acqua lentamente e vediamo il perché. Cioè, se proseguiamo vediamo che qui è strapieno, ha ancora una parvenza di essere un fosso e poi fatti 20 metri si scopre quanto si può vedere, ecco, e documentare. Anche qui vediamo un fosso che pressappoco sta sparendo, ecco, un poco alla volta, e poi si scopre il motivo del fatto che le acque sono stagnanti e che non c'è lo scopo per il quale... Ecco, qui è stato otturato proprio... qui proprio non c'è stato rispetto, neanche 2 tubi non sono stati messi. No, qui poi si può anche camminare sopra, non vai sotto. No, non vai sotto, qui non esiste più il fosso. E qui vediamo poi le opportunità di questo fosso, di smaltire quell'acqua ferma lì. La vediamo 20 metri più avanti. Andiamo a vedere. Ecco. Vediamo poi questo fossato, quanta poca acqua riesce a smaltire nonostante ci sia un canalone del genere. Questo canalone che va in direzione, diciamo, via Triestina, per capire, sì, esatto, per dare l'idea ai telespettatori, in direzione aeroporto. Vedi in fondo ci sono le aeronavali a 4-5 km. Ecco, allora abbiamo visto anche qui in un tratto di 50 metri come sia la gestione lasciata così ai proprietari, che sono riconosciuti come obbligati, agli obbligati a non fare niente. E non vogliamo essere diciamo così severi,
ma qualcosa bisogna di fare. Una cultura non può essere che con grandi opportunità del genere ci si trova con alberi da 80 cm in mezzo al fosso che non sono stati manutentati per almeno 40 anni. Ecco, dobbiamo ricominciare tutto di nuovo. Ecco, a volte mi viene in mente che l'uomo si scaglia contro la natura o addirittura con Dio, ma qui sono tutti i danni che ha fatto l'uomo stesso, dovrebbe arrabbiarsi con se stesso. Esattamente. E così possiamo concludere, Fabrizio. Ma direi di sì, ecco. Possiamo solo fare a 360 gradi un mea culpa, ma ricominciamo a ricostruire con la cultura, con la partecipazione e con la convinzione che abbiamo ancora in questo nostro bel territorio le opportunità di poter valorizzare quei pochi fossi che sono rimasti e soprattutto ricambiare la cultura di cementificare sia i fossati che le aree. Certo, grazie a Fabrizio Zabeo, molto gentile. Grazie a voi per l'aiuto che ci date. In questo secondo video vedremo come riusciamo a recuperare un fossato. Quanto è importante il recupero di un fossato. Vediamo. In questo caso verificheremo come un fossato quasi perso o quasi sparito diventa invece una grande opportunità e una realtà che ora c'è e che porterà il 33% e che ha portato il 33% di sicurezza in più a Favaro. Verificheremo questi 70 metri di fossato quasi spariti che vediamo qui nel video, che in realtà è diventato un bypass ricalibrato e che oramai sono una realtà che salveranno praticamente sia da allagamenti a monte che a valle. E questo tratto è diventato un bypass. Ecco, vediamo qui come il fosso praticamente sia ostruito, anzi non esiste più. Qui si vedono addirittura paletti e altre cose in mezzo a quello che poteva essere una parvenza di fossato, quasi quasi la scollina che abbiamo visto che andava in questo fossato è rimasta più, diciamo, reale, e qui vediamo già il fossato non esistere più. Ricordo che sono 70 metri di fossato che noi abbiamo chiesto di ricalibrare perché verificate voi stessi cosa era rimasto di quel fossato, una parvenza, e più avanti, ecco, appena si riesce a scorgere forse un 30 cm di profondità. Andando avanti, sono 70 metri di fossato, qui vediamo praticamente non abbiamo più nulla. Ecco lì la paratoia e si vede, va bene, la via Valenari bis che ci ha offerto con quel canalone che la costeggia una grande opportunità di poter collegare appunto la fossa Pagana mediante questi 70 metri al canalone della via Valenari, nuova via Valenari bis. Ecco, qui il video mostra la partenza dei lavori di quel fossato praticamente sparito, lo si vede qui, ecco, che in realtà viene ricalibrato, sono 70 metri e che offrono una grande opportunità a tutti. E questo fossato possiamo dire è nato dalla partecipazione di tutti. Per tutti intendo Comune, Consorzio, Veritas, cittadini. E questi 70 metri collegheranno la fossa Pagana e quel nuovo fossato della via Valenari bis nuova e daranno l'opportunità di poter praticamente accendere la terza pompa che è all'impianto idrovoro, pompa che più che altro è un'idrovora, che si trova all'impianto idrovoro di via Montemesola nei pressi lì della fossa Pagana, e che praticamente eviterà sia a noi a monte di andare sott'acqua, ma soprattutto anche a quelli a valle di trovarsi allagati. Eccoci, qui siamo appunto in fossa Pagana, si vede la fossa Pagana, qui si vede l'innesto del bypass in pratica
quel fossato quasi sparito, e si vede l'importanza di questo bypass. La si vede anche zoomando dallo scavo che si sta facendo di questi 70 metri di grande opportunità. Ecco, di grande opportunità per noi allagati, ma anche per tutto il sistema idraulico. E ecco qui la fossa Pagana, che è l'unica via d'acqua, va bene, di uscita dell'acqua da Favaro, e in fondo si vede l'impianto di via Montemesola e l'abitato, siamo circa a 300 metri da piazza Pastrello a Favaro. Ecco, io qui voglio dire, ecco, abbiamo dimostrato la grande opportunità che abbiamo avuto di un fosso quasi sparito, dove siamo riusciti a recuperare il fosso e dare il 33% di sicurezza in più con un costo minimo. Per questo dico, i fossati in ogni caso vanno mantenuti, non si può perdere nemmeno un fossato. Questo fossato l'ha dimostrato. Ringrazio tutti voi per la partecipazione e per credere che nelle nostre mani abbiamo veramente la possibilità, con la partecipazione, di creare grosse e grandi opportunità. Grazie a tutti.